Straordinarie apparizioni della Vergine Santissima in Egitto. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un fenomeno veramente straordinario, forse noto a pochi di voi, di cui vi mostrerò anche le immagini, sia le fotografie che un video. Questo fenomeno riguarda l'apparizioni della Vergine Santissima in Egitto, presso la città del Cairo. Apparizioni che si sono verificate dal 1968 fino al 2009, ad intervallate da un certo numero di anni. In particolare, ecco, si sono verificate nel 68, nel 1982, nel 1986, nel 1988 e nel 2009. La prima volta la Vergine Santa è apparsa nel 1968 nel quartiere di El Zaytun al Cairo. L'apparizione si è verificata sopra una chiesa dedicata proprio alla Vergine Santissima. La Vergine Santa è apparsa circondata da un intenso alone luminoso ed era accompagnata da diverse entità celesti e da un intenso profumo di incenso. Ha iniziato con un passo leggero a spostarsi tra le cupole di questa chiesa a lei dedicata, ed ogni volta che è passata accanto alla croce che sovrastava la cupola principale, la Madonna si è prodigata in un profondo inchino. Ella ha benedetto con le mani e con i movimenti del capo la folla che si era radunata ad assistere a questo evento straordinario, perché è stato visibile a tutti. Le persone presenti sono guarite, come sono guarite anche quelle che hanno chiesto in quei giorni l'aiuto di Maria. Questa apparizione di El Zaytun al Cairo sono durate per più di 2 anni, quindi è stato un lunghissimo periodo veramente di grazia, anche se la grazia la si ha ogni volta che, ecco, che si recita un rosario. Maria non cessa di spandere le sue grazie sui suoi fedeli. Poi si sono ripetute anche negli anni successivi. Quella più straordinaria e importante, documentata da un video, è stata l'apparizione avvenuta nella notte dell'11 dicembre del 2009, dall'1 del mattino fino alle 4 del mattino, quindi la Vergine Santa è apparsa per ben 3 ore. Tutto inizia la sera del 10 dicembre del 2009. C'era un uomo, un musulmano, che era seduto in un bar. A un certo punto ha visto, guardando verso la chiesa dedicata alla Vergine Santissima, ha visto che da questa chiesa proveniva una luce molto forte, che è stata notata anche da altre persone, e poi i presenti hanno visto una colomba che ha iniziato a volare in cerchio sopra la chiesa. A un certo punto, verso l'una di notte, è iniziata l'apparizione vera e propria. La Madonna è apparsa a figura intera e ha incominciato a spostarsi su vari punti del tetto della chiesa. Anche in questo caso ci sono state delle guarigioni miracolose. Ecco, il vescovo locale ha appunto confermato la miracolosità dell'evento, diffondendo questa nota, dicendo appunto che la Vergine Maria è apparsa in trasfigurazione presso la chiesa a lei dedicata a Giza, nelle prime ore di venerdì 11 dicembre 2009 all'1 del mattino. L'apparizione è durata fino alle 4 del mattino. La Santa Vergine è apparsa a figura intera con vesti luminosi sopra la cupola centrale della chiesa, con un vestito bianchissimo e una cintura regale blu.
aveva una corona sulla testa, al di sopra della quale appariva la croce posta sulla cupola centrale. Anche le croci sulle cupole della chiesa e della torre si sono illuminate di luce. La Santa Vergine si è mossa tra le cupole e sul cancello della chiesa tra le due torri gemelle. È stata vista dai residenti locali e filmata da varie macchine fotografiche e cellulari. Circa 3.000 persone si sono affollate nella strada davanti alla chiesa per assistere all'apparizione. La gente ha notato colombe luminose che sorvolavano la chiesa a varie ore della notte e stelle apparire dal nulla nel cielo, viaggiare a 200 metri e poi sparire. La grande folla che si è radunata intorno alla chiesa canta incessantemente le lodi e le invocazioni alla Santa Vergine. L'apparizione, prosegue il vescovo, è da considerarsi una grande benedizione per la Chiesa e per tutti gli abitanti dell'Egitto. Possa la sua benedizione e intercessione far del bene a tutti noi. Quindi, carissimi, niente, che cosa rimane da fare? Rimane da mostrarvi le immagini di queste apparizioni della Vergine Santa. Le foto che vi mostro si riferiscono alla miracolosa apparizione durata per ben 2 anni al Cairo, nel quartiere di El Zaitun, e il video finale invece si riferisce alla apparizione miracolosa durata per ben 3 ore a Giza, nella notte dell'11 dicembre del 2009. Vi lascio quindi a queste immagini molto suggestive, molto commoventi, e vi auguro veramente che possano aiutarvi a portare nella vita tutte le grazie e tutte le benedizioni di cui ciascuno di noi ha bisogno. A presto, carissimi, grazie infinite di tutto.